Ciao ragazzi, bentrovati dal muro dei Topolini alle mie spalle e oggi abbiamo un video per quanto riguarda la presentazione della stagione teatrale del Teatro Verdi di Gorizia, stagione teatrale che si prospetta molto interessante. Teatro Verdi di Gorizia, unico in regione l'anno scorso, la scorsa stagione, che ha avuto un incremento di oltre il 20%, quasi sempre sold out, e quindi le sfide che il direttore direttore anche se sempre Walter Mramor, si appresta a fare quest'anno sono notevoli ed è un grande pregio avere nella piazza goriziana dei nomi, sentirete, veramente prestigiosi. Partiamo con il video, la presentazione del Teatro Verdi di Gorizia 2018-2019. Non posso farlo ad alta voce. Per la vostra presenza iniziamo, no? Non stiamo attendendo nessun altro, altri comunque arriveranno. Mi piace perché sono conferenze stampa che in realtà sono incontri anche con le persone, non soltanto con gli stakeholders, come si dice, ma anche con le persone più affezionate, quando sanno che c'è questo appuntamento, hanno la possibilità di toccare con mano questi elementi di novità, perché ogni anno abbiamo questo, grazie al direttore, c'è questo di voler assicurare il più possibile quelle caratteristiche che ci hanno connotati, cioè che perciò hanno consentito, non dimentichiamoci, di raggiungere un risultato strabiliante, assolutamente, come avevo detto anche in conferenza stampa, inaspettato, che un più 19% lo scorso anno, ma inaspettato perché già partivamo da posizioni assolutamente lusinghiere, tantissime serate sold out, un Falcone che ha avuto solamente come termine di paragone una flessione intorno al 20%, forse anche più, a fronte invece di un aumento della stagione goriziana del 19%. Quando parliamo di un aumento del 2% è tanto, quando parliamo del 19% è davvero una cosa fenomenale. Non vorrei creare ansie da prestazione al direttore. Grazie. No, ecco, adesso no, nel senso che ci rendiamo conto che non è possibile procedere così, nel senso che il teatro ha uno spazio, non possiamo inventarci delle nuove gallerie, perciò il grazie al direttore è già per quello che è accaduto, anche se ci fosse, anche se ci fosse una flessione rispetto al 19% che però abbiamo registrato lo scorso anno, anche se fosse la metà, cioè staremo comunque anziché un più 19, un più 9 o più 8 rispetto all'edizione precedente, perciò rendiamoci conto che stiamo parlando comunque di numeri, di grandi numeri nello senso del proprio. Grazie anche naturalmente all'assessore, grazie agli uffici della Germana, grazie alle tue collaboratrici, ma più collaboratrici o i collaboratori in nascosto, sono più collaboratrici che collaboratori, no? Redditi associati. Sì, devo sempre... Ho puntato molto. Grazie a tutti, quando parlo dei nostri uffici parlo tutti, perciò non soltanto del Germana, parlo del Puntin, parlo di Cevenini, il direttore dove è Lucio. Ecco, anche perché questa è la prima conferenza stampa del direttore che, visto che è timido, si è messo in ultima occhio che ti interrogo dopo Lucio, però non distratto. Grazie perciò a tutti, perché ripeto, quando si assiste a una rappresentazione teatrale uno dice che bello c'è, sembra facile, no? Arriva la compagnia, uno pensa, si telefona, la compagnia viene, oh grazie che bello, fa tutto e se ne va. In realtà il direttore sa cosa significa organizzare una stagione di prosa e voi lo sapete difficilissimo, perché mettere insieme i tasselli, verificare la disponibilità, costi, è davvero un grande lavoro. Naturalmente uno che viene, che paga il biglietto, si siede, non ha questa consapevolezza, non voglio farvi pesare nulla, nessuno sappiate però che quando venite qui è tutta una grande macchina municipale. Ringrazio anche l'assessore Reddi, ringrazio ovviamente chi concorre con il finanziamento, perciò mi riferisco al dottor Roni in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio, un ringraziamento all'amministrazione regionale, non so se è oggi presente anche l'amministrazione regionale che è magna pars dei contributi, perciò sono tanti soggetti che in questo momento mi dimentico. Un elemento di novità rispetto allo scorso anno, ne abbiamo già dato notizia alla stampa, forse 2 settimane fa,
e che oltre naturalmente al prodotto goriziano noi ci metteremo, siamo in rete con il prodotto anche di Gradisca, di Monfalcone, di Cormons e di Nova Gorizia, nel senso che oltre perciò ai nostri 37 spettacoli, rammento che certo che con 37 arriviamo a 37 grazie a delle repliche, ma lo scorso anno eravamo a 31, perciò comunque signori un numero di spettacoli non da poco, anzi apro le parentesi per esprimere apprezzamento anche per il Verdi Off, quando c'è un qualcosa che si inizia non si sa mai, funziona o non funziona, c'è sempre il rischio ovviamente, quando si sperimenta, la sperimentazione è andata bene, come peraltro tutte sono andate bene, perciò c'è sempre un elemento di novità inserito in questa tradizione del direttore bravo. E vi dicevo invece questa rete che stiamo facendo, oltre ai nostri 37 spettacoli, oltre perciò alla promozione cartacea e online di cui potrà disporre la stagione di prosa goriziana, noi aggiungeremo nelle nostre pubblicazioni in sintesi l'offerta, naturalmente parliamo sempre di prodotti dei professionisti, l'offerta di Monfalcone, concertistica, prosa, danza eccetera, l'offerta di Gradisca, l'offerta di Cormons e limitatamente alla danza e alla concertistica, cioè a quel prodotto che può essere fruito anche da parte di chi non conosce la lingua slovena, anche del spettacolo di Nova Gorizia. Perché questo è vero, cioè quando uno è a Milano non si aspetta di avere un teatro sotto casa, uno sa, Milano, Roma, Torino, Bologna, Trieste stessa, uno sa che dal momento in cui esce da casa, va a prendere la macchina, cerca posteggio e arriva alle casse e alla biglietteria del teatro, ci impiega dai 30 minuti all'ora e mezza. Noi in un'ora e mezza andiamo a Padova. Cerchiamo per di ridurre il raggio, non possiamo non pensare, scusate, che in 15 minuti, anzi in 5 minuti siamo a Nova Gorizia, in 15 minuti siamo a Cormons, siamo in 9 minuti a Gradisca, 15 minuti a Monfalcone. Perciò un teatro diffuso, prosa concertistica diffusa sul territorio, che ha un fil rouge negli artisti associati e nel direttore bravo. Meno Nova Gorizia. Però la tua esperienza con il balletto, con la danza di Nova Gorizia è un grande evento che Nova Gorizia ancora si ricorda. Poi non so se hai ancora collaborazione con Nova Gorizia per la danza? Sì, perché hanno anche attività produttiva di danza, no? Ma anche tu con loro? No, con la loro danza, però noi a volte contribuiamo a diffonderla. Perciò grazie a tutte queste persone, e c'è questo elemento di novità. Ho dimenticato qualcuno sicuramente. Sandro, quando parlo di tutti parlo anche di te, sai, vedo le persone che non potevo, perciò avrò dimenticato sicuramente qualcuno, tu me lo ricorderai perché l'assessore... Cristina. Ti guardavo, quando ho pensato non soltanto alla Germana, volevo dire Cristina, però poi alla fine guardi persone e ti dimentichi il filo, avrò dimenticato anche qualcun altro. Ringrazio anche il consigliere, tu sei qui come consigliere anche, no? Hai la passione. Preferisci consigliere? No, perciò per dire che comunque il consiglio, l'amministrazione municipale, oltre che da me e dall'assessore Retti, è rappresentato, guarda che lo fai, non si è dimenticato di me, anche vieni qui dai, avvicinati anche dall'assessore Chiara Gatta, tu aiutami ancora se c'è qualcun altro. Tutto ciò premesso, io cederei la parola perché mi sono dimenticato qualcosa, Fabrizio, poi alla fondazione, e poi l'intervento quello che vi attendete tutti è quello del direttore, che entrerà nel dettaglio e vi dirà cosa di bello c'è questa stagione. Io sarò molto breve perché è importante dare spazio al direttore artistico che ci presenterà un calendario importantissimo. Però mi piace partire con: noi crediamo nei miracoli, perché i miracoli a volte avvengono, ma questo a prescindere dal risultato finale che arriverà con la prossima stagione teatrale. Perché? Perché crediamo nei miracoli? Perché per un semplice motivo: una stagione, solo lo presenterà il direttore artistico Mramor, è una stagione di altissimo livello. Non è così scontato, ripeto, sempre sottolineato, perché non è scontato che nomi blasonati, importanti, compagnie teatrali, personaggi, attori, artisti importanti di livello nazionale e internazionale vengano a Gorizia. Gorizia non è né New York, né Washington, né San Francisco, è una città meglio infatti,
Gorizia è una città del nord-est che può permettersi, grazie al lavoro di tantissimi professionisti che ha già in parte ringraziato il sindaco, può permettersi di avere questi personaggi che danno comunque lustro alla città, perché io parlo dell'esperienza della precedente stagione. Beh, credetemi, io chiedevo a tutti, io ho questo vizio, il sindaco lo sa, una volta non sono andato e mi ha chiesto se stavo male, io ho il vizio poi andare nei camerini a salutare gli artisti. E fare un selfie. E fare un selfie, sì, sicuramente. Se alle 11:30, mezzanotte non trovo il selfie di Oreti di telefono, stai poco bene. E a tutti loro chiedevo, avete visto Gorizia? Qualcuno mi diceva sì, qualcuno mi diceva no, ma comunque apprezzavano tutti il fatto della nostra città, ma poi ne parlavano a loro volta, poi dove? Nei loro canali, con i loro filtri, con il loro staff. Perciò anche questa è promozione della nostra città, non soltanto da un punto di vista artistico, non soltanto a favore dei cittadini. L'ultimo messaggio che mi piace lanciare per la prossima stagione è il teatro come casa culturale di tutti i cittadini. In questo lavoreremo tantissimo, perché? Perché è sempre più bello e sempre importante vedere che il Teatro Verdi di Gorizia venga percepito come un habitat naturale a favore dei cittadini, dove poter usufruire di volta in volta degli spettacoli che la stagione artistica potrà mettere a disposizione dei cittadini, non soltanto goriziani, come diceva il sindaco, ma del territorio, perché ormai viviamo su un territorio, usciamo dalla nostra nicchia e usciamo tutti quanti in maniera reciproca. Pertanto buona stagione artistica e passo la parola alla Fondazione Carico. Grazie, io vi porto il saluto della Presidente della Fondazione Castelli che è impegnata in attività istituzionali e quindi mi ha delegato a rappresentarvi in questa sede. La Fondazione, come tutti sapete, è sicuramente uno degli elementi che la contraddistinguono è quello di contribuire al sostegno della cultura in tutti i suoi aspetti, tanti altri aspetti naturalmente della vita sociale, ma quello della cultura in modo particolare. E quindi nella consapevolezza che un così ricco programma teatrale per questa stagione non può far altro che contribuire al benessere della città e del suo circondario, io auguro la miglior riuscita possibile a questa stagione teatrale, cosa di cui sono già certo visti i precedenti, ma un rinnovato augurio non fa mai male. Grazie. Direttore. Buongiorno a tutti, grazie di essere così numerosi, vedo tanti amici che ci sostengono sempre, quindi vi ringrazio molto. Approfitto anch'io per ringraziare lo staff con cui continuamente siamo in contatto, lo staff del comune, quindi Germano, dirigente, Cristina Mersenti, Celenini, che sono assidui e che sono Celenini, poi l'abbiamo sempre con noi tutti i giorni e quindi è fondamentale. E ringrazio anche però tutto il pubblico ci ha regalato questa meravigliosa sorpresa lo scorso anno, questa partecipazione convinta, questa crescita, e quindi il mio primo ringraziamento va al pubblico di Gorizia e di fuori Gorizia che ha partecipato e spero parteciperà, così vi toglierà l'ansia a questa stagione. Una stagione che è stata preparata in un momento non favorevole, è un momento molto complesso per il teatro italiano questo, di quest'anno. È la riapertura del triennio ministeriale, l'investimento ministeriale non è stato ancora definito e quindi molte compagnie, molte imprese di danza, molte imprese musicali hanno dovuto addirittura, annullare la propria attività. Quindi il pensiero che avevo fatto a marzo nel tempo è cambiato, perché non mi sono più trovato certi eventi che immaginavo di coinvolgere. Poi ovviamente il mio carattere è quello che se succede un guaio io cerco di migliorare sempre, cerco di trovare di meglio, e così penso e spero di aver fatto. È stata comunque una definizione di stagione molto complicata, anche perché è una stagione particolare, è una stagione che declina tutti i generi di teatro, quindi passa dalla prosa, sia classica che contemporanea, alla danza, alla musica, al teatro per i ragazzi, per gli adolescenti, le pomeridiane, e quindi è una declinazione non facile.
Detto questo è anche entusiasmante perché sono credo uno dei pochi direttori che si occupano di tutto questo. Negli altri teatri ce ne sono due a dividersi la responsabilità se non altro della musica e della prosa e l'ansia. No? Detto questo, è sempre una cosa bellissima stilare un cartellone teatrale, perché è un modo per trasmettere anche qual è cioè le intenzioni, il pensiero che tu hai nei confronti della società, della realtà, della quotidianità, della tua città. E questo viene fatto attraverso varie suggestioni ed emozioni. Ecco. È un cartellone che io definirei, oggi stamattina me lo sono riletto e mi sembra che quest'anno io abbia puntato al buon umore. È un cartellone che sicuramente racconta il buon umore, perché citando anche le parole di un mio amico e direttore dice: senza buon umore come faccio a percepire la realtà? E quindi è un cartellone reale, un cartellone che parla di oggi, che io vorrei fosse così percepito dal pubblico con leggerezza. È come se ci fosse un vento, una brezza leggera, un po' pungente, che passa sui generi, attraversa le dei teatrali, entra in teatro, esce, porta delle emozioni, porta dei sorrisi, delle risate potenti, ma anche dei grandi momenti di riflessione. Ecco, è una stagione, tra l'altro, penso, molto giovane. E per giovane intendo giovane nell'emozione e nel pensiero, non giovane per i giovani. È una stagione per un pubblico di tradizione, ma anche per un pubblico di giovani. Perché immagino che anche i testi contemporanei o piuttosto i classici, piuttosto le grandi opere liriche, forse possono essere raccontate con una visione contemporanea. E questo penso che possa interessare e piacere anche il pubblico di tradizione, non solo i giovani, perché forse il pubblico di tradizione ha piacere a sperimentare, a magari godere di contaminazioni di generi e anche di costruzioni di spettacoli. Io ricordo Gianrico Tedeschi che mi diceva, da ragazzo andavo a vedere Ruggero Ruggeri è stato un grande attore del primi Novecento, forse uno dei più grandi attori teatrali nell'epoca subito dopo la Duse. E dicevo, andavo a vedere da bambino Ruggeri che faceva gli spettri di Ibsen al Teatro Nuovo di Milano, e Ruggeri a 65 anni interpretava Oswald, che nella commedia deve avere 20 anni. Eppure dice Gianrico che usciva emozionato, molto emozionato, e dice: ci credevo. Ecco, il mio compito è quello di far credere il pubblico, al pubblico di oggi, la drammaturgia di oggi, i classici e le contaminazioni. Devono uscire credendoci, emozionandosi. Forse il linguaggio di Ruggeri adesso non sarebbe più interessante, lo era allora, no? Ma oggi ci sono altri linguaggi. Io penso che questa stagione raccolga davvero tutti questi linguaggi e molte contaminazioni di generi e di modi di fare teatro. È facile la contaminazione del genere, perché oggi c'è ovviamente la prosa utilizza i video piuttosto che la musica utilizza gli attori, la danza viene contaminata e viene raccontata attraverso dei dialoghi, cioè questo è più semplice come discorso. È più complesso invece il discorso, diciamo, dei modi in cui si allestiscono gli spettacoli, no? È il modo in cui... E qui troviamo molti modi anche nuovi e innovativi. E quindi penso, per questo spero, che il pubblico di tradizione giovane parteciperà e godrà di questa stagione.
Nello stesso tempo il mio pensiero è andato ai giovani, quelli veri come Luca, che si avvicinano al teatro e lo percepiscono con la sensibilità di un ragazzo di 20 anni, ai 20 anni? 19. Quindi questo è stato il mio pensiero principale, raccontare e cercare di unire il nostro pubblico attraverso una proposta artistica. Il nostro è un teatro di ospitalità, quindi un teatro votato all'ospitalità. E quindi io dovevo assolutamente tener conto di chi è ospitato in questo teatro e della varietà del pubblico di oggi. Poi ci sono anche tanti discorsi su quello che riguarda la comunicazione di oggi è velocissima, le informazioni arrivano velocemente, sono informazioni spesso frammentarie, si vive anche l'emozione in maniera compulsiva, arrivano i messaggini, improvvisamente ti allarmi, poi dopo un secondo. Ecco, io vorrei di nuovo che il pubblico di tutte le età si sedesse a teatro e trovasse quel momento di dialogo e di profondità che avviene, diciamo, non dico solo, sarei presuntuoso, ma che avviene a teatro. Quell'incontro tra la scena e la platea che a volte distrugge questa quarta parete e rende la comunicazione molto vivace e molto intensa e emozionante. Ho detto bene? Allora, diciamo questi sono stati poi i pensieri che mi hanno spinto a formulare questa nuova stagione. E poi nel dettaglio è una stagione, come diceva l'assessore, dove ci sono grandi interpreti, ci sono anche compagini corali molto importanti, ci sono anche giovani interpreti molto importanti, giovani interpreti pluripremiati che presentano i loro lavori, che hanno ricevuto grandi premi nazionali e internazionali. E c'è tutto un percorso dedicato ai giovanissimi, ai ragazzi, ai bambini, alle scuole per delle recite in matinée e per delle recite pomeridiane. Nella prosa, che poi è un po' l'ammiraglia, il segmento portante della stagione, ho voluto fare quest'anno un omaggio anche al teatro, al colto teatro dialettale, riportando due compagnie che sono molto amate, riportando la Contrada di Trieste che propone Basabanghi Repete, l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo. Loro portano avanti un discorso sul dialetto triestino da molti anni con grande serietà. La regia è di Alessandro Furlin e vedremo, succederà anche un giallo, le suore dovranno recuperare dei denari per mandare avanti il convento, e poi insomma lì c'è una suora, come si chiama la principale, la priora, che sarà interpretata da una energica Ariella Lecce, che noi tutti amiamo. Ho voluto anche riportare i Legnanesi, che l'anno scorso ho portato per la prima volta in regione, non hanno mai avuto altre piazze regionali legnanesi, loro sono molto famosi in Italia, ma in regione non erano mai arrivati, hanno avuto un successo straordinario. Quest'anno i Legnanesi compiono 70 anni dalla loro attività e preparano uno show nuovissimo che si chiama 70 voglia di ridere c'è, quindi sarà uno show corale, loro sono 40, che si divertiranno ancora una volta a raccontare l'oggi attraverso però quella che era, diciamo, una forma di teatro ormai non più di moda, ma però molto amata perché abbiamo visto che c'è grande successo, che è la rivista. Quindi ritorneremo un po' ai tempi di Fantasiris, di D'Apporto, di Renato Rasche, quei tempi lì, e quindi riviveremo la rivista con gli occhi di oggi assolutamente scanzonati e divertenti dei legnanesi. Un bel diciamo, percorso classico ce lo regalerà Geppi Gleiesis e Mariangela D'Abraccio con Filomena Marturano. Questo è il grande testo di Edoardo, racconta della donna, la madre coraggio italiana, la definirei Filomena, perché fa di tutto per non discriminare i propri figli e per riconquistare l'uomo che la stava lasciando per una ragazza di 20 anni. E vincerà, quindi avere una madre coraggio ripercorrendo insomma le parole di Brecht.
È singolare questo spettacolo anche perché è la prima regia teatrale di Liliana Cavalli ed è una regia, è uno spettacolo che ha già debuttato lo scorso anno con un grandissimo successo e quindi sono contento di averlo potuto ospitare a Gorizia. Un'altra primizia è Leo Gullotta, che non è mai stato a Gorizia, almeno da quando questo vecchio direttore è qui. Scarta tutto no, non si vede. No, lo dico apposta perché Provate a darmi una mano di voi. Ed è mette in scena un pirandello che si rappresenta poco ed è un testo bellissimo che è Pensaci Giacomino, sul cavallo di battaglia di Salvo Randone. Salvo Randone è stato un altro grande attore, un po' più giovane di Ruggero Ruggeri, e Gullotta con la regia di Grossi appunto mette in scena questo dramma familiare raccontato da Pirandello. E adesso non vi racconto, faccio veloce perché gli spettacoli sono tanti. Poi mi è stato chiesto, e io l'ho voluto accontentare il pubblico, perché il pubblico mi ha chiesto i monologhi teatrali. E allora ho recuperato questo testo di Mattia Torre, si chiama Perfetta, protagonista è Geppi Cucciari, noi tutti la conosciamo per essere una brillante comica televisiva. Lo spettacolo è decisamente brillante e comico, però è uno spettacolo serio, importante, che parla della donna, parla della vita della donna, parla delle difficoltà che una donna incontra nella vita. Ovviamente c'è sempre l'ironia di Geppi, però è uno spettacolo molto importante. Torre è un autore significativo, regista teatrale, è quello che ha scritto Il Migliore, ha un altro monologo teatrale per Mastrandrea, è quello che ha scritto Qui e Ora, che abbiamo poi visto interpretato in Regione da Paolo Calabresi. E poi ovviamente ci sono altri due spettacoli, uno è Victor Vittoria, Veronica Pivetti, una produzione di Tigre e Serene che è la compagnia di Pivetti in collaborazione con artisti associati. Questo è il famoso il testo originale da cui è stato tratto poi il famoso film di Britt Edwards, Victor Vittoria. Il testo originale è di un tedesco, si chiama Reinhold Schunzel, 1933 il testo. Lo spettacolo non è ambientato in Francia come succedeva nel film americano, ma è ambientato in Germania nel 1933, Repubblica di Weimar, è un momento di grande libertà, anche un po' licenziosa, dove si racconta la storia di questa cantante che non ha fortuna, non riesce a trovare lavoro e si inventa uomo che interpreta ruoli da donna, quindi c'è un doppio gioco di travestimento per la povera Pivetti, che è bravissima in questo spettacolo, e devo dire conoscerete una Pivetti straordinaria cantante, canta 8 brani, alcuni originali e alcuni invece sono delle canzoni dell'epoca, ovviamente tradotte in italiano, che raccontano, che sono diventate anche delle canzoni che poi erano delle bandiere per i diritti degli omosessuali dell'epoca in Germania. E ovviamente qui si parla di identità fluida, nel senso che questa è una donna che si innamora di un conte, ma di un conte che però la conosce come uomo. E quindi questo conte non capisce, ma dice: come mi innamoro di un uomo? Io non sono attratto dalle donne, eppure tu mi attrai. Qui ci si parla di, poi ovviamente c'è questo finale positivo, felice, anche se poi in questa commedia incombe l'epoca, quindi ci avviciniamo a dei tempi molto oscuri. E poi ho voluto anche invitare nuovamente dopo qualche anno Paolini, che sta preparando, adesso Paolini ha avuto quel momento un po' di, speriamo che non ci sia niente, che non succeda niente, e che Paolini assieme a Nicolini ci farà rivivere questa, lui ha definito Odissea tascabile, il calzolaio di Ulisse, ovvero nel tempo del Di Questo piacerà senz'altro moltissimo
tantissimo i tuoi studenti. Oltre anche a me, questo lo do per scontato, anche ai tuoi studenti. È un progetto che sta nascendo adesso per il teatro, per il Festival Teatrale a Verona, ed è una produzione del Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa. Quindi avete visto una stagione di prosa seria, ma credo che sia comunque frizzante. Ecco, quindi penso e spero che poi il pubblico possa goderla e possa godere questa varietà dei generi che c'è, che è molto chiara all'interno di questa stagione. La musica e il balletto sono 6 spettacoli. Qui ho pensato e ho voluto raccontare la contaminazione, e quindi noi non abbiamo una vera e propria stagione di musica musicale classica, ma abbiamo una stagione originale musicale, e quindi ho voluto raccontare la contaminazione dei generi, attraverso anche opere molto importanti. Qui dentro, in 2 di questi spettacoli, c'è anche un omaggio a Mozart, c'è un omaggio all'opera lirica, e questa opera lirica viene raccontata da 2 strutture importanti, perché una è l'orchestra di Piazza Vittorio con Pietra Nagoni, e l'altra invece è Flauto Magico, con la voce recitante con l'interpretazione delle ali di Marito da parte di Elio, con Scilla Cristiano come soprano, e accompagnata dal quartetto di oboi dei Berliner Philharmoniker, quindi grandissimi musicisti riconosciuti in tutto il mondo. Cos'è la contaminazione? L'orchestra di Piazza Vittorio la conoscete, è un'orchestra multietnica, è nata nel 2002 ed è la più grande orchestra multietnica d'Europa. Pensate che all'interno di questa orchestra si parlano 9 lingue, quindi tra di loro comunicano in 9 lingue, è una cosa davvero meravigliosa. Il protagonista sarà un ambiguo Don Giovanni, interpretato da Pietra Nagoni, come una sorta di dandy, ambientato negli anni 20, ed è una ricostruzione dell'opera di Mozart con delle contaminazioni importanti, perché è una riscrittura innanzitutto dell'opera, e all'interno del libretto settecentesco saranno inserite una storia innanzitutto multilingue e delle arie, dei recitativi in italiano, in portoghese, in spagnolo. Questo è uno spettacolo realizzato dal Piccolo Teatro di Milano, quindi un grandissimo progetto teatrale che ho avuto con grande difficoltà, tra l'altro, ma sono certo che raccontare l'opera lirica in un modo diverso, contemporaneo, forse incuriosirà il pubblico, quel discorso che facevo prima, e magari attirerà un pubblico di giovani, e nello stesso tempo quei giovani che magari non sono mai andati a sentire Don Giovanni all'opera si innamoreranno di questo musicista straordinario. La stessa cosa, ed è un omaggio sempre a Mozart, è il percorso che fa Elio, lo conosciamo, fantasista, molto amato dei giovani, creativo, grande cantante e grande narratore. Ha con sé i Berliner Philharmoniker, quindi un accompagnamento musicale davvero importante, e questa soprano Scilla Cristiano che vedrete e conoscerete, è straordinaria. Questo è molto interessante come progetto perché, e io non lo sapevo, mi sono dimenticato, ma chi ama la musica e approfondisce questi temi conosce, questa riduzione non è una riduzione fatta da Elio e da Berliner, è una riduzione fatta da un musicista che suonava l'oboe, che è tedesco, che si chiama Franz Josef Rosenach, che si divertiva nell'epoca di Mozart a trascrivere per i suoi strumenti le opere importanti. Quindi la versione che noi vedremo è questa versione di Rosenach per oboe e ovviamente fiati,
che lui ha già scritto nel Settecento, intorno alla fine del Settecento, ispirandosi ovviamente all'opera di Mozart. Questo è un altro di quegli spettacoli che io spero possa accattivare anche il pubblico, cioè possa piacere e possa avvicinare un pubblico. Peraltro l'anno scorso è stato molto presente, quindi è un pubblico che deve solo crescere. Il terzo musicista che ho invitato, anche qui c'è una grande contaminazione, è Giovanni Allevi, manca da Gorizia da almeno 10 anni, è un musicista controverso, c'è chi lo ama moltissimo, c'è chi invece non lo ama, però non sta a me giudicare, veramente sta a proporre e vedere che cosa dice. Quando l'abbiamo avuto 10 anni fa è stato un grandissimo successo. Quest'anno lui propone uno spettacolo non solo piano, si chiama Equilibrium Tour ed è accompagnato dall'Orchestra Sinfonica Italiana, quindi è una serata sinfonica dove Giovanni sarà musicista, sarà ovviamente compositore, ma anche direttore d'orchestra. Poi ci sono 3 proposte di danza, io me le sono già perse. Avevo dimenticato nella prosa Fiorello, Giuseppe, e l'ho voluto, la regia di Giampiero Solari, ed è importante perché Giuseppe è davvero un bravissimo attore, non è solo un bravo cantante, è un bravissimo cantatore. E ho voluto inserirlo nella prosa per questo suo lungo omaggio teatrale e musicale che lui fa a Domenico Modugno. Nella danza ho voluto, mi sono perso i fogli, però ve li ricordo, avremo una serata molto classica, che piacerà sicuramente, sarà un galà di stelle che io ho concertato con Daniele Cipriani, voi lo conoscete. Daniele Cipriani si occupa di galà, io sono stato l'altro ieri alla Fenice di Venezia e ho visto il galà veneziano, che è una bellissima serata. Avremo ovviamente danzatori provenienti dal Bolshoi, provenienti dal New York City Ballet, provenienti dall'Opera di Vienna e da Madrid. Tra l'altro ho chiesto, perché l'ho visto l'altro giorno alla Fenice, che inviti anche un danzatore che si chiama Sergio Bernal, lo conoscete? È un straordinario danzatore spagnolo che interpreta il cigno. È stato un boato alla Fenice l'altro giorno. Allora, siccome ci sono andato, ho trovato anche Cipriani, ho detto per cortesia, me le opzioni lo vorrei portare a Gorizia, perché vorrei aggiungere anche questo meraviglioso assolo al galà già orchestrato. Poi sarà una serata assolutamente giocosa, saranno vissuti. Sì, ma c'è tutto qua. Eccolo qua, Galà di Stelle, Sergio Bernal, il Cigno, Riccardo Q. Conoscete questo assolo? È una cosa meravigliosa. La Fenice, come si dice, si è calato un teatro, cioè è proprio stato meraviglioso. Allora l'ho avuto lì, non potevo non approfittare, insomma, un po' di faccia tosta, e ho detto ma mi aggiungi anche questo. E, insomma, siamo riusciti a combinare con Sergio. Poi inviterò i Chicos Mambo, li conoscete? Chicos Mambo Tutu. Questo è sono 6 danzatori straordinari spagnoli, vengono da Barcellona, ovviamente giocano con la danza, c'è una tecnica straordinaria, è uno spettacolo divertente, loro si rifanno anche all'immaginario, alla fantasia, e con i loro costumi diventano qualunque cosa. Ovviamente grande tecnica, grande divertimento anche. Sono stato a ricevere un premio qualche tempo fa a Firenze per la MID e ho incontrato Silvia Poletti. Silvia Poletti è una delle più grandi, autorevoli critiche di danza e che mi ha osannato questo spettacolo. Ci sono stato, li ho visti, è una cosa meravigliosa, certo mi sono informato, infatti è stata Silvia che mi ha dato questa idea e ho visto che davvero sono straordinari. Quindi sono molto contento di averli portati a Gorizia perché penso sarà una serata di grande danza,
di grande tecnica ma anche di grande divertimento, e poi che piacerà moltissimo anche in ambito, perché questi sono davvero straordinari per come si trasformano e per come anche raccontano la danza dalla classica Pina Bausch con grande divertimento e eroe. Ultimo, invece, ultimo però il primo in ordine di tempo, è un balletto che non viene molto rappresentato perché è un balletto molto complesso e richiede una grandissima compagine, ed è Paquita. Questo è il balletto accademico statale dell'opera di Chelyabinsk, quindi parliamo di danzatori russi, parliamo di grande preparazione, non è il Bolshoi, non ce lo possiamo permettere, forse per qualche anno riusciremo a chiamare non me la Bolshoi, speriamo, però è una grande compagine il balletto d'opera. I danzatori di Chelyabinsk vengono dal Mariinsky, vengono dall'Accademia del Bolshoi, dall'Accademia Vaganova, che voi che siete esperti di danza conoscete benissimo. Paquita è tratto da una novella di Cervantes, è un balletto giocoso, pieno di virtuosismi, dove ci sono duetti, ci sono assoli che vengono interpretati anche nei galà proprio perché sono molto complessi e molto difficili. In più, Paquita, che è stata scritta nel tempo più volte e a cui sono state aggiunte danze a favore delle prime ballerine, dico bene, le prime ballerine che poi danzavano questo balletto. E diciamo che in 40 anni, dalla fine dell'Ottocento, questo balletto ha subito molte rielaborazioni, però ha subito anche la perdita al finale. Quindi questa Paquita, quando viene riallestita, deve essere sempre riallestita da un nuovo coreografo, perché oppure vengono ripresi delle coreografie di questi coreografi di oggi. E la ricostruzione di della nostra Paquita di Bolshoi, chiaramente di matrice russa, del Chelyabinsk, è di Klestov, che è un coreografo e primo ballerino del Bolshoi di Mosca. Quindi una grandissima ricostruzione di Paquita. Quindi avremo un grande classico, avremo una contaminazione del tutù, quindi un ballo, divertimento, divertisment molto giocoso. È una serata che passerà, penso che sarà molto interessante, questo Melà di Stelle dei grandi interpreti della danza internazionale. Bene, e quindi ne abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di prosa, abbiamo parlato di danza. Poi adesso dirò velocissimo, ho voluto implementare con uno spettacolo il Felice percorso. L'anno scorso ne avevamo 4, era un rischio, ne abbiamo parlato con l'assessore, ne abbiamo parlato con il sindaco. Facciamo questo percorso, un percorso che Gorizia è una drammaturgia che Gorizia non aveva mai affrontato. Non è una drammaturgia votata all'oggi, cioè non stiamo facendo un percorso sociale, di teatro sociale. Io ho voluto raccontare con l'off, sì, ovviamente la quotidianità, perché quella è ovvia, nel senso che gli artisti di oggi ne parlano, ma io ho voluto raccontare i generi di teatro, le giovani compagnie e i modi nuovi di fare teatro delle giovani compagnie. Quindi questo mi interessa. Questi sono spettacoli che, se non ci fosse questa sezione, chiaramente non avrei potuto portare, non avrei potuto collocare nella prosa. E sono spettacoli tutti uno diverso dall'altro. Sono anche molto premiati questi spettacoli. C'è questo Geppetto che ha parlato, che è preso il premio Ugo 2016 come il mio progetto e novità drammaturgica, ha preso il premio Istro nel 2017, il premio nazionale Enriquez. Insomma, è stato uno spettacolo molto, molto apprezzato, molto premiato, la compagnia di Tindaro Granata. Tindaro Granata è uno degli autori, creatori più incisivi a livello di teatro contemporaneo, è prodotto dal Teatro Stabile di Roma, del Teatro Stabile di Genova, ed è un racconto di un giovane di 30 anni, figlio di 2 padri. Molto toccante, ma anche molto forte. Ecco, molto forte. Vengono dipanate tutte le sfaccettature e le emozioni di questa persona.
Quintetto invece, ed è un monologo di teatro danza, farà molto divertire il pubblico. Io quando l'ho visto ho detto, ma questo è geniale, ha preso anche lui dei grandi premi, ha vinto il premio a Birmingham, è stato premiato a Sarajevo, insomma questo Marco Chevernier, che è un danzatore, attore, ha creato uno spettacolo unico nel suo genere, una cosa incredibile, nel senso che lui è da solo sul palco e improvvisamente diventano 20. Non vi racconto, lui viene a raccontarci di Rita Levi Montalcini, dell'importanza di Rita Levi Montalcini nella storia della scienza, di quanto è conosciuta, amata e stimata nel mondo, e improvvisamente però racconta che la compagnia non è arrivata perché non ci sono stati tagli ministeriali, ahimè. Anche quando l'ha ideato 3 anni fa c'era questo problema. E improvvisamente allora lui chiede l'aiuto del pubblico. Ci inventiamo uno spettacolo insieme. Bene, quello che salta fuori da questa sera è una cosa che io non potevo mai immaginare. Divertimento, gioia, condivisione. Cioè è veramente un nuovo modo di fare teatro. Infatti io gliel'ho detto, guarda, quando finisci questo spettacolo io ti rubo il format perché è una cosa stupenda. Quindi io vi invito davvero a venire a vedere questo quintetto con questo giovane artista, danzatore, attore, che non vi accorgerete che è solo sul palcoscenico. È una cosa davvero straordinaria per come è congegnato lo spettacolo, tant'è vero che i premi sono fioccati anche su questo spettacolo. Poi c'è un altro spettacolo, qui invece parliamo di drammaturgia contemporanea, parliamo di Vincenzo Manna, ha scritto questo testo La classe, ad interpretare c'è il figlio, protagonista il figlio Brendo di Michele Placido, con altri attori, la regia è Giuseppe Marini. Questo è uno spettacolo molto particolare, parla di una scuola dove viene chiamato un giovane professore di 35 anni per tenere un corso di recupero pomeridiano per degli studenti che erano stati sospesi per motivi disciplinari. E da lì nasce naturalmente un rapporto con questi ragazzi, questo professore giovane, che si avvicina ai ragazzi, riesce a capire. Ci saranno degli scontri, ci saranno degli avvicinamenti, un testo molto toccante, molto profondo. È un testo che è stato scritto dopo che l'autore ha fatto più di 2000 interviste con dei giovani dai 16 ai 19 anni. Quindi questo è veramente un testo che è nato dai giovani. Loro hanno raccontato, l'autore ha raccolto e ne ha scritto questi testi. Poi ci sono altri due spettacoli, uno è delle Nina's Drag Queen, sono delle drag queen milanesi che hanno fatto un omaggio a Chekhov e hanno raccontato con il loro linguaggio il giardino delle ciliegie. E ne vedrete delle belle, perché sono davvero comunicative, sono molto divertenti, ma sono molto profonde. Raccontano il mondo femminile di Chekhov con grande profondità. Questi momenti melanconici, questi momenti dove non c'è un futuro. Ricordate il giardino delle ciliegie, no? Si parla di tutto e di niente pur di non parlare di quello che è la cosa principale, ovvero che devono vendere il giardino, devono privarsi della cosa più importante che loro hanno. E si passa il tempo così, dicendo delle ovvietà e cercando di non andare in profondo, invece poi c'è quello profondo ci va. E ci vanno anche le dimostrazioni, che non abbiamo mai avuto in regione, quindi sarà una bella novità. Come una novità sarà uno spettacolo tratto da una storia vera, si chiama Slegati, parla di 2 alpinisti che hanno avuto un'avventura importante e hanno raggiunto una sfida, quindi si parla di sfide, si parla di amicizia, si parla di scelte definitive importanti. Questa è una storia vera, 2 alpinisti che hanno fatto la scalata e al ritorno si sono per un incidente si sono dovuti separare, hanno dovuto tagliare la corda. Quindi una storia molto toccante che però ha un lieto fine, perché poi questi nella vita davvero, questi 2 alpinisti a distanza di 4 giorni sono ritornati alla base, uno quello che si sono riusciti a salvare, quindi quando certe volte tagliare la corda, nel senso tagliare proprio il
cordone ombelicale che ci lega a delle cose in maniera a volte anche forse non felice, insomma, può essere la risoluzione di una città. È uno spettacolo del progetto Ringhiera. Il progetto Ringhiera di Milano è uno dei teatri della periferia milanese che fa grande attività sociale sul territorio. È un progetto molto importante, che lavora sul territorio in maniera in un posto molto disagiato di Milano, verso Rogoreto, quindi un po' fuori Milano, però è capitanato da Serena Sinigaglia. Serena Sinigaglia è una delle autrici e delle registe più importanti del nostro teatro italiano, assieme a Ella Dante, e quindi sono molto felice di ospitare il loro teatro e del loro proposta. Qui 5 spettacoli off, diversi nel genere, diversi nella tematica e diversi nel modo di affrontare il palcoscenico dagli artisti. Il consueto appuntamento pomeridiano, 4 sono appuntamenti femminili, quelli dedicati alle famiglie, quindi ai musical per i bambini, le domeniche pomeriggio, c'è un Mago di Oz, c'è un ritorno di Babbo Natale, un musical molto bello fatto da Aida, c'è Fantateatro che ritorna con Fantafabolo Show, e poi ho pensato a 2 spettacoli, ho dimenticato qualcosa, sì, 2 spettacoli in matinée per i giovani degli istituti superiori, della terza media degli istituti superiori. Uno è in inglese, sarà la versione teatrale di Frankenstein, uno è Romeo e Giulietta. Allora, pongo l'accento su questo Romeo e Giulietta, perché non è un Romeo e Giulietta classico, è un Romeo e Giulietta interpretato da una compagnia di saltimbanchi che ricordano la commedia dell'arte, e quindi interpretano tutti i personaggi. È uno spettacolo assolutamente imperdibile per i giovani, perché non solo ti racconta la grande, diciamo, storia d'amore di Shakespeare, ma ti racconta un pezzo di storia del teatro, e quindi è quello della commedia dell'arte, quello da cui ha origine il nostro teatro contemporaneo. Quindi io spero davvero che, guardo Rosy Pucci perché so che lei è molto sensibile e so che fa un'attività di teatro all'interno delle scuole, ci sono altri insegnanti che lo fanno, spero davvero che questa proposta possa portare molti studenti a scuola, perché è davvero uno spettacolo giusto, forte, divertente, perché è uno spettacolo divertente, e nello stesso tempo però, appunto, come ho detto, ci racconta la storia del teatro. Io ricordo sempre, da ragazzo, dicevo, a Gorizia, il primo spettacolo che mi hanno portato a vedere al teatro è stato al Cinema Corso, quindi non al teatro. Quindi immaginate che spettacolo poteva essere il Cinema Corso, che aveva 3 metri di profondità, perché davanti allo schermo del cinema è stato fatto lo spettacolo. Ed è stato il classico, che si fa sempre, Uomo dal fiore in bocca di Pirandello. Io mi sono annoiato talmente tanto che credo che mi abbia forgiato il carattere. Ho detto, se cazzo, non ci ho pensato. Non farò mai teatro. Mi ero annoiato tantissimo. Io faccio teatro perché i miei genitori mi hanno comprato l'abbonamento, e quindi a 13 anni io già andavo a teatro con un abbonamento, e quindi ho potuto godere del teatro e quindi capire e conoscere, ma non certo per quello spettacolo che è stato il mio primo approccio teatrale con il teatro a scuola al liceo. Io ci ho molto pensato, perché da alcune sensazioni che uno prova della vita, cioè, se non sono positive, cerco di modificarle. Ho trovato questo spettacolo, è davvero esilarante, tra l'altro viene replicato al Gordoni di Venezia che si recita in stagione, quindi non è uno spettacolo nato per i bambini, per i ragazzi, è uno spettacolo nato per tutti, però ha un linguaggio davvero giusto per l'età di cui appunto vi ho parlato. Credevo di aver finito, invece mi sono dimenticato gli eventi. Gli eventi sono 4, sono 2 dedicati al teatro musicale e sono 2 dedicati alla comicità. Allora, la comicità, anche qui ho fatto una scelta un po' d'azzardo. Spero che il pubblico mi premi.
perché non è certo stato un azzardo imitare Pintus, perché Pintus è molto amato anche da giovanissimi, ecco, e quindi è molto amato e molto bravo, e presenta uno spettacolo che si chiama Destinato all'estinzione, fa degli esempi molto comici e poi sostiene che prima o poi questi dinosauri ritorneranno, quindi saremo destinati noi all'estinzione. Questo è il suo spettacolo, che insomma lui è molto comunicativo. Io quando l'abbiamo avuto 8-9 anni fa è davvero stato un trionfo. Spero che anche quest'anno piaccia, ma sono convinto di sì. È una tournée lunghissima. Tra l'altro la nostra data è stata già promozionata sul Corriere della Sera, perché sono uscite tutte le date di Pintus qualche giorno fa. Quello che invece è un po' un azzardo per il nostro teatro, ma sono certo che piacerà e divertirà veramente il pubblico, è che L'uomo delle caverne. Questo forse qualcuno l'avrà anche già visto nel tempo, perché è uno spettacolo che è nato 30 anni fa. Uno spettacolo che è nato negli Stati Uniti, è uno spettacolo che è stato replicato in 30 paesi, ha avuto più di 10 milioni di spettatori, e nel 2013 è nata la versione italiana, e questa versione italiana, che sul format internazionale, ha vinto il premio come la migliore allestimento e migliore interpretazione di tutte quelle che sono state fatte nel mondo. Ovviamente qui si parla della coppia, si parla del rapporto di coppia, insomma non ve lo racconto, siamo nei tempi della pietra, questo signore che si chiama Maurizio Colombi, ed è questo l'azzardo. Maurizio Colombi non è così famoso come Pintus, ma sono certo che il titolo sicuramente sarà passato così, l'avete letto, oppure l'avranno letto, oppure ci saranno qualcuno sicuramente, io sono certo che l'ha visto, e lei per esempio l'ha visto, e sono certo, mi ha detto che sarà la serata più divertente della sua vita. Quindi io ho detto, perché non portare un comico? Sì, un comico, ma io raccolgo informazioni, per me il pubblico è importantissimo. Tatiana è più di un pubblico, cioè per Tatiana è collabora come tanti anni, però il pubblico, io ascolto molto gli suggerimenti del pubblico, e quindi è quello che ovviamente mi aiuta. Ultimi due, gli appuntamenti musicali. Ho voluto accettare la proposta di Solenghi e Lopez, perché dopo 15 anni, che pur vivendo nello stesso condominio e pur vedendosi tutti i giorni, hanno deciso di lavorare più insieme, finalmente hanno deciso, penso per rispetto, per il ricordo di Anna, hanno deciso assieme a una compagnia jazz di proporre questo nuovo spettacolo, e ovviamente loro sono pirotecnici, cantano, si divertono, fanno imitazioni, duetti, eccetera. E c'è anche lì dentro un grande omaggio a Anna. Sì. Così, insomma, la vita va. E quindi loro dicono che c'è anche Anna nel presente, io credo che sia così. Oggi sono in una giornata che non ha emozioni, non riesce a trasmettere. Ogni tanto succede, mi è successo qualcosa di particolare. Però sai, ricordi Gianrico, che comunque sta benissimo, ha 97 anni, cioè io ho vissuto 10 anni con Gianrico, non posso non emozionarmi quando ricordo quello che mi ha insegnato, quello che mi ha insegnato, quello che mi ha raccontato, quello che mi ha fatto vivere attraverso le sue parole, e tutti i giorni così appoggiato in quinta ad ascoltarmi. Io ho fatto 550 recite delle ultime lune, credo che sia lo spettacolo più rappresentato in Italia, e la drammaturgia prevede, chi l'ha visto, che nel primo atto ci fosse anche il figlio, quindi c'ero, nel secondo atto il lungo monologo del padre. Io sono stato 550 giorni a sentirmi Gianrico, perché ogni giorno era uguale, ogni giorno era diverso, si sentiva l'emozione del pubblico, cioè, quindi quando parlo dico Gianrico, non dico Gianrico, dico Gianrico è tutto quello che ci sta dietro, quindi arrivano immediatamente delle grandi valangate di emozioni, così
Anna io l'ho conosciuta, Anna Marchesini, non posso non ricordarla con piacere, perché insomma Anna era una donna molto malinconica, non era una donna come tante attrici, comiche. Franca Madelli è una donna malinconica, lo si vede nei suoi scritti. Io ho conosciuto Franca Madelli, la conosco molto bene, è una donna malinconica. Molti comici sono malinconici, molti. E quando parli di questi personaggi non puoi non pensare a quello che c'è dietro, che magari tu conosci, e quindi la giornata è andata così oggi, quindi la giornata è piena di emozioni. Del resto io un po' di emozioni l'ho voluto seminare in questa stagione, ecco, quindi forse ripercorrendo le storie di dentro. Certo ci emozionerà, ci divertirà e ci farà cantare We Will Rock You, quindi grande musical con musiche dei Queen. Anche questo è un musical importantissimo. Pensate, questo musical lo voleva produrre con la sua trideca Robert De Niro. Poi non hanno trovato il plot, volevano raccontare la storia di Freddie Mercury, cosa che invece avviene in un film che arriverà a ottobre, e invece si erano resi conto all'epoca, perché questo musical è nato nel 2009 mi pare, nel 2002, all'epoca non riuscivano a raccontare questa storia di Freddie Mercury e quindi Robert De Niro ha declinato, poi si sono avvicinati degli altri produttori e invece hanno inserito in una trama completamente nuova, in un racconto della Terra fra 300 anni, ha inserito dei grandi pezzi musicali. È stato un grandissimo successo, credo che sia in scena ancora a Londra da 12 anni, è la nuova versione teatrale italiana, si dialoghi sono in italiano, ma le canzoni sono rigorosamente, a parte una che hanno voluto fare un omaggio in italiano, sono assolutamente originali. Penso e spero di aver fatto un regalo gradito a chi ama questo genere musicale. Ho detto tutto.